Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi voglio portare una riflessione riguardo a quello che immaginiamo quando pensiamo alla guerra e alla pace. Abbiamo in effetti una visione, possiamo dire, ottimistica relativamente a questi spazi di tempo che chiamiamo pace. In realtà non esiste guerra e pace, ma esiste una guerra costante. Non c'è mai un vero momento di tregua, una vera serenità, ma un continuo lavorare e rilavorare che possono essere interiori, perciò una guerra del tutto personale, del tutto interiore, ma anche una guerra proprio in termini sociali, no? Globali, mondiali e così via, non necessariamente in grande scala, ma comunque una guerra vera e propria per come la conosciamo e come ci viene raccontata sui libri di storia. Cos'è che viene contestato, per esempio, dai detrattori del testo biblico? E cioè che non può essere un testo sacro, non vi è alcuna sacralità in un testo in cui non si fa che parlare di guerre, di massacri, di morte, di istruzione. Ma la chiave di lettura non può essere di tipo letterale, perché chiaramente non c'è neanche una traccia storica che confermi tutte quelle morti. Nonostante vi sia una coerenza tra i vari livelli letterali o più o meno letterali del testo, il significato va assolutamente analizzato e guardato in modo più approfondito. Pensiamo anche solo al lavoro che ogni giorno fanno le cellule per rimuovere le tossine che hanno magari accumulato e che devono appunto rilasciare in modo che i vari sistemi corporei possano espellere e liberarci appunto da qualcosa che ci aggredisce. Pensiamo anche solo al lavoro estremamente importante, fermo, preciso che fa il sistema immunitario nei confronti di batteri. Lasciamo perdere il discorso dei virus perché qua si entra in un ambito che può essere appunto anche contestato, diciamo così, dal momento che sono diverse e svariate le scuole e i punti di vista relativi ai virus. Faccio un piccolo inciso ormai che mi sono incamminata in questa landa, ma dico velocemente quali possono essere i punti di vista. Da una parte c'è la scuola più tradizionale che afferma appunto che esistano queste patologie, queste forme, questi esseri di vita, viventi, estranei, che aggrediscono l'organismo e che facendolo appunto possano addirittura sovrascrivere il DNA, modificarlo, eccetera. Esiste anche un'altra scuola che dice che il terreno è tutto e che i virus possibilmente sono, a ben analizzarli, cellule morte già del nostro organismo. E dunque le possibili affezioni che si vivono e che vengono poi, che sono state catalogate e che poi non possono essere tanto diverse, e da qui l'idea di forme virali che coinvolgono più persone, in realtà è perché i fattori organici sono comuni fra gli esseri umani. Ciclicamente abbiamo una moria, un ricambio, un rinnovo cellulare, e che dunque questa ciclicità porti queste famose ondate di influenze o di malanni più o meno condivisi.
trovo interessanti entrambe le prospettive, sono convinta che collimino e che ci sia appunto una terza via che un domani potrà essere riconosciuta. Chiuso inciso, torniamo al discorso delle guerre. Ma se fin dentro il nostro organismo ogni giorno esiste una vera moria, un massacro, una guerra che poi possa essere visto come un percorso ciclico del nostro corpo, che è un percorso di rinnovamento, se esiste già dentro di noi, guardando il libro della natura, come possiamo immaginare o pensare che non esista fuori? Non solo, se ogni giorno il nostro corpo è in guerra con quello che cerca di farlo ammalare o abbassare le sue difese o comunque farlo invecchiare e l'organismo stesso poi trova modo di rigenerarsi e superare queste aggressioni. Come non possiamo immaginare che esista una guerra non solo fisica ma anche interiore con i nostri aspetti più bassi? Pensiamo solo a quanto la nostra personalità sia frammentata. In un momento ci ripromettiamo una cosa, mezz'ora dopo facciamo l'esatto opposto. È molto interessante osservarci da questo punto di vista, come tutti quelli che eh, facciamo un esempio. Oggi ci mettiamo a dieta. Tra mezz'ora vediamo una cosa e cominciamo a conteggiare le calorie di quella cosa e pensare se possiamo o meno estrometterla o includerla nella nostra dieta. Noi siamo così, come diceva Pirandello, uno nessuno 100.000, siamo in balia di correnti opposte e contrarie che sono fin dentro la nostra genetica, fin dentro la nostra più sottile essenza. No, questa è già la prima guerra che dobbiamo combattere, che è una guerra contro noi stessi e contro tutte le correnti che ci portano a essere come foglie al vento. Dobbiamo imparare a osservarle come lavorano, osservare come lavorano dentro di noi e imparare a contenerle, a prevenirle, a capire quali sono i momenti in cui entrano in azione. Questa è la prima guerra che dobbiamo combattere, questo è l'agnello sacrificale, e cioè lavorare sulle nostre qualità e prerogative. La prima guerra che noi facciamo è dentro di noi. La prima guerra che noi facciamo è contro quelle forze astrali alle quali noi, dormendo, continuiamo a rispondere come una serie di reazioni agli stimoli, perché non prendiamo atto di come agiscono dentro di noi. Dunque, se c'è una guerra fin dentro di noi e c'è ogni giorno e non trova tregua, come può non esserci fuori? Ricordiamoci che il fuori non è che la proiezione oggettivata della coscienza del singolo, e questa coscienza del singolo diventa una coscienza collettiva che crea forme egregoriche e che crea karma. Dunque non esiste guerra e pace, esiste guerra e preparazione alla guerra, perché esiste un accumulo e un culmine, e in quanto tale, prima o dopo deve spurgare, deve esaurirsi, deve scaricare. Avviene per qualsiasi cosa in natura, se ne guardiamo, il nostro corpo accumula e si moltiplicano, per esempio le colonie batteriche, trovano uno sfogo nella febbre, avviene la moria, il sistema immunitario espelle e via avanti coi carri fino alla prossima moltiplicazione batterica. E così noi siamo comunque come dei batteri, se vogliamo vederla, sulla pelle della terra, e dunque funziona dentro, funziona fuori. Le guerre non sono che in macro, in una scala grande, non sono che una reazione di un qualcosa nutrito anche dagli influssi lunari. E dunque questa grande moria non va che a nutrire un essere più grande. Bene, io spero di avervi lasciato motivo di riflessione e
di osservazione. Ricordate che per portare pace nel mondo portiamola intanto dentro di noi, nei nostri aspetti, facciamo ordine, osserviamoci, coordiniamoci e correggiamoci. Questo è il nostro più grande impegno. Non esiste la possibilità di impedire le guerre, perché nel mondo le guerre hanno una loro funzione fisiologica e dunque è come un sistema immunitario che a un certo punto deve entrare in azione. Osserviamo bene dentro di noi e vedremo come fuori non possa essere diverso. Vi ringrazio dunque e vi auguro un buonissimo proseguimento. A presto dalla vostra Hildegarda.